Tutto parte dalla comparsa di varie chiazze rossastre sugli arti inferiori, superiori e sul torace. La visita specialistica viene subito eseguita all'ospedale di Marostica e poco dopo altre analisi di approfondimento al San Bassiano. Con l'esito, questo paziente anziano, già in possesso dell'impegnativa, sarebbe dovuto tornare a Marostica, ma tutto si è arenato rivolgendosi al CUP di Bassano. Ho aspettato e poi ho telefonato al CUP. Ho detto: guardate che avete una impegnativa per un'altra visita a Marostica. Ma hanno detto: chiamiamo noi. No, è già passato il tempo, ho detto. Perché non mi mandate? Se ha qualche obiezione da fare, qualche reclamo, si rivolga all'ufficio relazioni col pubblico. Di questo ufficio e anche del CUP il nostro interlocutore aveva già avuto precedenti esperienze negative. Dopo un'ischemia a fine febbraio ha dovuto aspettare ottobre per una visita e dal marzo 2021 è ancora in attesa di una data per un altro esame specialistico. Per sentirmi dire da un CUP di aspettare che ci pensano loro e mi chiamano, mi sono rotto un po'. Il cambio frequente del medico di base negli ultimi anni non ha agevolato le cose, anche per la difficoltà crescente a ricevere visite a domicilio. Lei aveva già scritto in passato anche alla regione, direttamente al presidente, per lamentarsi di cosa? Nei rapporti via email con la presidenza della regione Veneto, ma è stata una presa in giro più che altro. Perché anche Zaia, se è vero che le ha lette le mie email, doveva comportarsi in modo un po' diverso. La documentazione che ci è stata mostrata è ampia e dettagliata. Come sempre, i nostri microfoni restano aperti per tutti.